Arrestate delle baby gang a Treviso dopo l'aggressione a un'avvocatessa. Banda di giovani ruba un van a una famiglia di turisti inglesi. Sindaco Conte scrive al ministro Piantedosi per chiedere più forze di polizia. Provano gli anziani con la tecnica del finto incidente. L'ultimo colpo aveva fruttato 100.000 euro in orologi rubati a un imprenditore trevigiano. Arrestati 2 campani di 19 e 21 anni. Gli hanno rubato i contanti e stanno usando le sue carte di credito. La denuncia sui social da parte del padre di Alex Marangoni, il 25enne morto all'abbazia di Vidor. Omertà e menzogne, scrive. Sarà riaperta al traffico lunedì la statale 51 di Alemagna, Vittorio Veneto, chiusa lo scorso 12 luglio a causa di una frana, completati i lavori di rimozione del materiale che occupava la carreggiata. Mentre la petizione per salvare i pini marittimi di Viale Battisti supera le 1000 firme, il Comitato Alberi Urlanti invia una lettera alla soprintendenza e chiede la trasformazione in viale monumentale. Cerimonia di cambio comandante alla caserma dei Dominicis di Treviso, che per la prima volta sarà diretta da una donna, la tenente colonnello Alessandra Chironi. Venezia 81 è la mostra delle grandi dive, oggi il giorno di Nicole Kidman, domani il primo film italiano in concorso. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Iniziamo con la cronaca che ci porta nel centro città a Treviso. Rubano lungo il Put un minivan a 2 turisti inglesi nella notte tra mercoledì e giovedì, ma scatta la denuncia e la polizia ritrova il van a Villorba. Colpevole ancora una volta una baby gang, uno a 16 anni, uno a 18, già noto alle forze dell'ordine, il terzo a 30 anni. Ancora una baby gang all'opera a Treviso. 3 giovani di 16, 18 e 30 anni hanno rubato l'altra notte una Volkswagen Touran del valore di 50.000 euro parcheggiato lungo il Put a Treviso. La coppia di turisti inglesi, proprietaria del veicolo in vacanza con i 3 figli, ha però fatto immediatamente denuncia alla polizia, che in meno di 24 ore ha trovato sia il furgone che i ladri e anche la refurtiva. Si tratta di 3 giovanissimi, già noti alle forze dell'ordine, che dovranno rispondere davanti all'autorità giudiziaria dei reati di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 18enne è tra l'altro lo stesso soggetto che nei giorni scorsi si è reso responsabile della rapina ai danni del venditore di rose in piazza Santa Maria dei Battuti. Il furgone è stato poi ritrovato a Villorba, nel parcheggio del Pattinodromo. Aveva alcuni finestrini danneggiati e gli oggetti rimasti all'interno erano stati trafugati. I ragazzini invece si trovavano dentro un parco molto vicino a dove avevano abbandonato il mezzo. I giovani stavano tenendo dei comportamenti sospetti, tanto che gli agenti hanno proceduto ad un controllo. Uno di loro aveva in tasca un martelletto frangivetro e tutti e 3 avevano nelle tasche degli oggetti che erano contenuti all'interno del mezzo. Immediata quindi la denuncia a piede libero per tutti e 3. E non si è ancora spenta l'eco dell'aggressione subita dall'avvocato Barbara Vidotti in pieno giorno in via Cavour, episodio per il quale anche il presidente Luca Zaia ha espresso vicinanza e solidarietà alla vittima, anche se i commercianti di Borgo Cavour ribadiscono che la zona è sicura e si tratta solo di una bravata. Come presidente del Borgo mi dispiace di quello dell'accaduto. Secondo me è una bravata dei ragazzi proprio. Non credo che il Borgo sia così pericoloso. Non abbiamo mai avuto confusione, non ha mai avuto nessuno noi qua. Noi siamo qua dalla mattina alle 7 e la sera alle 8, 8 e mezza, quindi il Borgo qua da noi è vissuto ampiamente. A parer mio il quartiere è sicuro, frequentato comunque da studenti, professori, ci sono studi di avvocati, commercialisti, quindi c'è una zona sicura anche con i ragazzi. Io che lavoro con i ragazzi, sono sempre bravi ragazzi, non possiamo lamentarci qui. Certo, può succedere che ci sia la persona sgradevole, però non situazioni di violenza. Un quartiere che vive molto tra settembre e giugno, quando gli studenti affollano esercizi e strade, ma che non ha bisogno di più eventi, semmai d'altro. Ho detto anche al sindaco Mario Conte, ci vuole più passaggio di polizia locale, carabinieri. E dopo l'ennesima aggressione da parte di giovanissimi in centro a Treviso, il sindaco Conte scrive al ministro dell'Interno Piantedosi: i controlli non bastano, dice, servono più forze di polizia.
Egregio signor Ministro, mi rivolgo alla sua autorevole attenzione per rappresentare la necessità di un incremento delle forze di polizia nella città di Treviso. Se da un lato non sussiste un'emergenza legata a criminalità e degrado, dall'altro ci troviamo a fronteggiare sempre più frequenti episodi di disagio giovanile che non di rado sfociano in condotte illecite. Inizia così la lettera che il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha inviato al ministro dell'Interno Piantedosi sul fenomeno baby gang dopo l'ennesima aggressione in centro città sabato scorso ai danni di un'avvocatessa. Purtroppo i numerosi controlli effettuati da polizia locale, carabinieri e polizia di Stato non bastano, continua la missiva, considerato che la città richiede una presenza omogenea e costante sia nel centro storico che nei quartieri. Mi trovo a segnalare l'insufficienza degli attuali organici anche in vista della stagione autunnale e invernale, dove la presenza dei giovani aumenta considerevolmente, soprattutto nei weekend. Pertanto, conclude Conte, sono qui a ribadire il mio appello ad un incremento del numero degli operatori delle forze di polizia. Intanto, a proposito di controlli, continua il lavoro della polizia locale impegnata nelle ultime ore in una nuova operazione ad alto impatto nelle zone del centro maggiormente frequentate dai giovanissimi, in particolar modo in Corso del Popolo e Ponte San Martino. Una decina gli agenti impiegati con l'ausilio del cane antidroga Luc. Sono stati una decina gli adolescenti che sono stati identificati, per i quali comunque non è stata elevata nessun tipo di sanzione amministrativa o denuncia di carattere penale. Controlli che scattano in seguito alle segnalazioni dei cittadini. Sono operazioni che si svolgeranno sistematicamente ogni settimana sia in centro che nei quartieri, sempre con l'ausilio di numerosi agenti e la presenza delle unità cinofile. E sul problema baby gang e disagio giovanile interviene anche il centro della famiglia di Treviso. Riteniamo che attribuire esclusivamente la responsabilità di questo fenomeno ai genitori non sia la strada più redditizia. Miotto auspica una collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti per trovare soluzioni condivise per arginare il fenomeno. Sarebbe anche auspicabile creare appunto degli spazi extrascolastici da offrire ai ragazzi, che possono essere di natura sportiva, che possono essere di natura culturale o comunque aggregativa in genere, per permettere loro appunto di creare delle relazioni. Truffavano gli anziani con la tecnica del finto incidente. L'ultimo colpo aveva fruttato 100.000 euro in orologi di pregio rubati ad un anziano trevigiano. Sono finiti in carcere a Treviso 2 cittadini italiani di 21 e 19 anni, già aggravati da precedenti contro il patrimonio, originari della Campania, ma che operavano truffe in serie tra Veneto e Friuli. I due erano specializzati nelle truffe agli anziani, utilizzando la tecnica del finto carabiniere, incidente stradale, richiesta di cauzione, al fine di raggirare la vittima. L'attività investigativa è incominciata dalla squadra mobile di Udine, da dove poi i malviventi hanno preso l'autostrada per raggiungere il centro di Treviso, dove hanno raggiunto Santa Caterina per qualche sopralluogo. I due uomini si sono successivamente divisi, sempre monitorati dal personale della squadra mobile delle questure di Udine e Treviso. Uno dei due truffatori si è diretto verso la stazione ferroviaria, dove è stato fermato dalla polizia ferroviaria di Treviso, mentre il complice in auto ha raggiunto l'area di servizio Limenella, in provincia di Padova, dove è stato fermato. Il controllo dell'auto ha permesso di recuperare 8 orologi di pregio del valore stimato di 100.000 euro, portati via ad un anziano imprenditore trevigiano, vittima dell'ultimo colpo dei due truffatori seriali. Uno dei due giovani è risultato in possesso di banconote che da un primo controllo sono state ritenute contraffatte e quindi sequestrate. Dopo il processo per direttissima per entrambi è stato convalidato l'arresto e disposta la custodia cautelare in carcere. Hanno rubato i contanti e stanno usando le sue carte di credito. La denuncia sui social del padre di Alex Marangoni, il 25enne morto all'abbazia di Vidor. Alex Marangon non ha solo perso la vita, gli hanno anche rubato i soldi e usato le carte di credito. Lo ha scritto su Facebook il padre Luca, sempre più deluso da indagini che dopo 2 mesi non sono ancora arrivati ad una svolta, e sempre più deluso dal muro di silenzio che continua a circondare le ultime ore di suo figlio durante quel rito sciamanico all'abbazia di Vidor. Luca Marangon si sfoga sui social, sempre più schifato dalla giustizia italiana, scrive nel suo ultimo post, ma soprattutto, sempre dal suo profilo, lancia una denuncia su quelli che sarebbero i presunti amici conosciuti da Alex. Gli hanno rubato i contanti e stanno usando le sue carte di credito. Marangon disegna anche un quadro inquietante sul contesto nel quale si sono svolti i fatti. Omertà e menzogne a più non posso. Abbiamo parlato con uno che frequentava questi ritiri e ci ha confermato che sono vere e proprie sette, che nessuno
ognuno darà versioni diverse. D'altra parte 4 ore sono bastate per far sparire ogni possibile prova e mettersi d'accordo sulla versione da dare, e che avranno zero sensi di colpa. Eccoli pseudo-amici. Secondo il padre, Alex era troppo buono, purtroppo. Dopo 2 ritiri all'abbazia di Vidor ci diceva: mi vogliono bene tutti, mi fanno sentire come in una famiglia, ricorda. E nonostante noi cercassimo di fargli capire che più che di una famiglia si trattava di una setta e che i veri amici erano altri e non questi personaggi conosciuti sotto effetti psichedelici, per lui non era così. Ma Alex non poteva essere come loro, conclude il padre. Forse proprio questa è la risposta a ciò che è successo. Incidente nel pomeriggio intorno alle 17 in viale Fellicent a Treviso, coinvolta un'auto che viaggiava da Treviso verso Villorba. Il conducente, un 64enne di Ponzano, probabilmente colto da malore, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un'abitazione. Nell'urto la vettura si è ribaltata battendo un lampione e la segnaletica stradale. L'anziano ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per consentire i soccorsi dei sanitari del Suemi, rilievi da parte della polizia locale. Ed è stato condannato all'obbligo di firma il medico che ha dato vita a un pericoloso inseguimento lungo le strade di Mortise. Follia lungo le strade di Padova, inseguimenti e speronamenti a causa di una sfanalata e un drink di troppo. È quanto accaduto a un medico 48enne iscritto all'Ordine di Padova, ma in servizio al carcere Santa Bona di Treviso, che il 25 agosto scorso ha inseguito e minacciato un automobilista che aveva usato fargli i fari per segnalare la sua guida pericolosa. Ora è sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria. I fatti sono accaduti nel quartiere di Mortise a Padova. Era circa la mezzanotte quando il medico, lungo via Plebiscito, andava zigzagando a bordo del suo SUV. Visti i fanali, ha prima fermato l'auto, iniziando a calciarne la carrozzeria, pronunciando frasi senza senso, per poi inseguire l'autista. L'uomo, che viaggiava con la moglie e 2 figli minorenni, aveva solo usato gli abbaglianti per far andare dritto il medico. Tutto è finito nel parcheggio del centro commerciale La Corte, dove il professionista alterato con il suo SUV ha prima speronato l'altra auto per poi aggredire i carabinieri giunti sul posto per fermarlo. L'uomo, risultato poi ubriaco, ha opposto resistenza alle forze dell'ordine che hanno faticato non poco per portarlo in caserma. Arrestato e denunciato, è stato sottoposto ora all'obbligo di firma. Sono stazionari, anche se rimangono molto gravi, le condizioni del 42enne di Vedelago, titolare di un'impresa edile precipitato ieri mattina da un'altezza di 6 metri mentre eseguiva dei lavori di manutenzione al tetto di un capannone in via Sant'Andrea a Montevelluta. Una porzione di copertura ceduta e l'uomo è caduto riportando un serio trauma cranico. È ritrasportato d'urgenza all'ospedale di Treviso, rimane ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata, mentre sulle circostanze dell'incidente proseguono gli accertamenti dello Spisa. Il lunedì prossimo, 2 settembre, sarà riaperta al traffico la strada statale 51 di Alemagna in località Fadalto nel comune di Vittorio Veneto, chiusa lo scorso 12 luglio a causa di una frana che aveva causato importanti colate detritiche e reso instabili i versanti che incombono sull'infrastruttura. ANAS ha completato i lavori di rimozione del materiale franato e gli interventi di ripristino del sistema di monitoraggio della stabilità del versante. Attualmente sono in corso le ultime operazioni propedeutiche alla riapertura. E oltre alla petizione per salvare i pini marittimi di Viale Battisti, torniamo in centro a Treviso, arrivata a oltre 1000 firme, ora arriva anche una lettera indirizzata alla sovrintendenza del Comitato degli Alberi Urlanti che chiede la trasformazione del viale in viale monumentale. Abbiamo spedito oggi una PEC alla Sovrintendenza di Venezia chiedendo come mai nell'ambito della riqualificazione di Viale Cesare Battisti, oltre al taglio di tutte le alberature presenti attualmente, è stato deciso anche di cambiare il tipo di alberatura. Non bastava la petizione per fermare l'abbattimento dei 43 pini marittimi di Viale Battisti prossimi al taglio del 2 settembre, ora arriva anche una lettera indirizzata alla soprintendenza da parte del Comitato degli Alberi Urlanti, che ha annunciato sui suoi canali social di avere scritto una missiva per scongiurare non solo la morte dei pini centenari, ma anche per capire perché si voglia cambiare il tipo di alberatura presente nella zona da quasi 100 anni. Sono stati infatti piantati nel 1930 i pini marittimi.
problemi e quindi un'alberatura ormai intrinseca al quartiere stesso, ma c'è ancora di più. Noi come comitato chiediamo che questo viale venga considerato come viale monumentale. È una congruenza storica e architettonica e paesaggistica, oltre che ovviamente un danno sul piano della bellezza, dell'ecologia, della sostenibilità ecologica del viale, anche perché credo sia l'unico viale rimasto entro mura. Il comitato non è d'accordo con la sostituzione dei pini con lecci o querce, che altrove a Treviso hanno già presentato problemi. Sono entrambe tipologie di piante che hanno seri problemi a crescere e a sopravvivere a Treviso, visti altri quartieri dove abbiamo visto per esempio Santabona e Lecci completamente pieni di cocciniglia o altri querce piramidali che sono tutte morte entro l'anno. I pini sono piante molto resistenti e hanno bisogno di poca manutenzione, ma il vice sindaco Manera ha detto che non era possibile riqualificare il viale mantenendo l'alberatura. Oggi ci sono le conoscenze e le competenze per fare in modo che questi alberi non interferiscano con i sottoservizi e non diano i problemi di sollevamento dell'asfalto. Si possono fare delle scelte di mantenimento di questo patrimonio anche paesaggistico, possiamo non rinunciarvi, ma dandogli il valore che questi alberi meritano. Ci auguriamo che i cittadini ci appoggino in questo e che si possa in qualche modo dialogare con l'amministrazione. Cittadini di Paese Quinto e Morgano sul piede di guerra contro il progetto per la realizzazione di un nuovo motodromo. Questo è un impianto che, se autorizzato, avrà un impatto di inquinamento acustico veramente molto potente, molto forte. Si prevede che funzioni ogni giorno, addirittura fino alle 24. Via Levante, ai confini tra i comuni di Paese e Quinto, a 2 passi il Parco del Sile e una storica Villa Veneta. Tutto intorno campi agricoli, è qui che dovrebbe sorgere un nuovo motodromo. Un progetto che non convince le famiglie che abitano nelle vicinanze, che in pochi giorni hanno raccolto una decina di firme preoccupate per quello che potrebbe essere l'impatto dal punto di vista dell'inquinamento acustico, ambientale e del traffico di un impianto come questo. Vede la realizzazione di una cementificazione, pensate, di praticamente 33.000 metri quadri, vuol dire 6 campi, quasi 7 campi veneti agricoli. Di questi 7, 6 verrebbero totalmente coperti da cemento e asfalto, da centinaia di metri cubi di cemento e da un parcheggio da più di 100 posti. Quindi verrebbe trasformata un'area rimboschita, un'area appunto dove sentiamo il canto degli uccellini, in un punto di emissioni inquinanti sia acustiche che anche dall'aria. Questo carico di utenti e di spettatori che arriverebbe sarebbe tale da compromettere anche la sicurezza stradale, perché ci sarebbe un ulteriore carico di traffico. Tutte considerazioni raccolte nelle osservazioni depositate dalle famiglie residenti e dai consiglieri di minoranza, che chiedono ora una valutazione di impatto ambientale dell'impianto che dovrebbe sorgere nell'ex cava che fino a 10 anni fa ospitava una pista di motocross poi chiusa. Ma ci pensa la sindaca Katia Uberti a rassicurare i suoi concittadini. Al momento, dice, non esiste un progetto nemmeno sulla carta. Ciò che è stato approvato in Consiglio Comunale ancora lo scorso anno, alla fine del mio primo mandato, è solamente una bozza di convenzione. La convenzione è un accordo di concessione e si ipotizza la possibilità di realizzare una scuola di motociclismo. Però ad oggi, a tutti gli effetti, non esistono progetti in merito. Quindi il progetto dovrà essere presentato prima in provincia, poi anche in comune. Vedremo di valutare con calma. In ogni caso queste tipologie di progetto verranno poi discusse anche in Consiglio Comunale. Cerimonia di cambio comandante del 184° Battaglione Sostegno Cansiglio dell'Esercito Italiano questa mattina alla caserma De Dominicis. A prendere l'incarico di nuova comandante la tenente colonnello Alessandra Iole Benvenuta Chironi, prima donna a ricoprire questo ruolo a Treviso. Chironi ha preso il posto del comandante Michele Fausto, classe 1980. Assegnata al 33° Reggimento di Treviso, ha svolto
gli incarichi di comandante di plotone, vicecomandante, capo sezione corsi e capo ufficio operazioni, addestramento e informazioni. Negli anni ha anche preso parte a varie esercitazioni nazionali e internazionali e missioni fuori area in Bosnia, Kosovo e in Afghanistan. E ora la testimonianza di una donna, una cinquantenne, che denuncia di non riuscire a trovare più lavoro. La signora Nicoletta, usiamo un nome di fantasia per tutelare la sua richiesta di anonimato, ha superato i 50 anni di età e, quasi fosse una maledizione, non riesce più a rientrare nel mondo del lavoro. Dopo oltre 20 anni, l'ultima azienda in cui era impiegata ha chiuso per la scomparsa del titolare qualche anno fa e da allora le ha provate tutte. La situazione attuale è che io ancora non riesco a trovare il posto di lavoro, perché purtroppo non ho dai 20 ai 35 anni, perché vengono assunte solo quelle persone e non quelle della mia età. Io ho fatto tutte le cose che dovevano essere fatte, la prassi, corsi di formazione, ma ancora nulla. Mando i curriculum e nessuno risponde, perché vanno a vedere l'anno di nascita, appunto. Corsi di aggiornamento, contatti con le agenzie per il lavoro, decine di aziende a cui ha spedito il curriculum. La risposta o non c'è mai stata o comunque l'età è stato un ostacolo insormontabile. Questo sistema che purtroppo non cambia e le istituzioni non fanno nulla né a livello regionale e nemmeno a livello statale, e secondo me la Regione dovrebbe presentarsi allo Stato, alla Meloni, e dire: facciamo una legge dove perlomeno sanzioni quei datori di lavoro o le aziende che non assumono le persone della mia età. Lei è arrabbiata, delusa, ma pronta a lottare anche a nome di molte altre donne nella sua condizione. Vuole solo lavorare e lancia un appello agli imprenditori che seguono questo servizio e che sono disponibili a incontrarla. Lei sarebbe, soddisfatta almeno di poter sostenere dei colloqui, per poi essere ovviamente valutata. Certo, con le mansioni di segreteria generale e segreteria amministrativa. Queste sono quello che ho sempre fatto. A Cadel Poggio ora per la presentazione del progetto per il centenario di fondazione della sezione alpini di Conegliano e del raduno del terzo raggruppamento Triveneto che si celebreranno nel 2025. Sul posto per noi Elena Dalforno e Nicoletta Rizzetto. Buonasera Elena. Buonasera a tutti i telespettatori e le telespettatrici, siamo qui col presidente Sebastiano Favero, presidente ovviamente dell'Associazione Nazionale Alpini, che ci spiega l'importanza di questo centenario e del raduno Triveneto. Direi che un centenario per un'associazione, per una sezione, in questo caso la sezione di Conegliano, è un momento importante, un momento storico, un momento che dà anche slancio per il futuro. Questo è l'elemento fondamentale, quello di sapere ancora oggi, dopo 100 anni, essere presenti, forti nel territorio, collegati con la realtà locale, soprattutto con la gente, e capaci ancora una volta di trasmettere valori. Ecco, è proprio questo il senso. Ci saranno addirittura quasi 10 mesi di eventi che porteranno a quelli del 2025, quando si celebreranno veramente tutti quanti gli eventi programmati. Al Presidente chiediamo proprio l'importanza oggi di essere alpini e di riconoscersi in questo corpo che trasmette valori, come ha detto, e trasmette soprattutto fondamenta sociali. Ecco, direi che l'importanza di essere alpini oggi è proprio questa, quella di essere ancora capaci, e lo siamo, di portare e trasmettere soprattutto ai nostri giovani quei valori, quella necessità di fare soprattutto la solidarietà, di essere capaci di dare, di mettere, come diciamo noi, il noi prima dell'io. Ecco, con anche quei nostri campi scuola che stiamo facendo in questi giorni, che stiamo terminando, per i ragazzi dai 16 ai 25 anni, oltre 800, ecco, c'è stata una grande risposta, a dimostrazione che anche i giovani di oggi, se stimolati, sono pronti e sanno rispondere presenti. Noi abbiamo il compito fondamentale che ci hanno lasciato i nostri vecchi, proprio di saper trasmettere questi valori, di saperli portare ai giovani, perché poi sono il nostro futuro e la nostra garanzia. Ecco, credo che su queste parole sulle quali non commentiamo nemmeno per tutti questi episodi di Baby Gang, ti restituisco la linea, Edi, ti ringrazio per il collegamento e poi nei nostri ulteriori telegiornali ulteriori approfondimenti. Grazie ancora a tutti. Grazie Elena, Nicoletta e ovviamente al tuo ospite per questo collegamento da Cadel Poggio. E ora noi invece sentiamo le previsioni meteo per la prossima settimana con il nostro appuntamento consueto con il generale Iannicelli.
Permane su di noi ben stabile un'area di alte pressioni che impedisce ancora una volta il passaggio sulle nostre latitudini di sistemi perturbati. Si mantengono, come vedete dalla carta del tempo, ben al di sopra delle Alpi. Qualcosa, un po' di aria instabile riesce a infiltrarsi, ma interesserà soprattutto le Alpi e lì potremo avere qualche fenomeno, ma di breve durata, non significativo. Ripeto, prossimi giorni tempo soleggiato su tutto il Trevigiano per sabato e per domenica, ma la situazione non cambierà per quasi tutta la prossima settimana, col sole che la farà da padrone, forse qualche cambiamento a fine della prossima settimana quando già saremo in autunno, perché sapete, è noto che dal 1° settembre meteorologicamente avrà inizio l'autunno. Con questa situazione i venti sono molto deboli, naturalmente avremo della brezza sulle coste, le temperature, ancora questo è il fatto, è la nota dolente, le minime 22-24 gradi fine settimana, le massime 33-35 gradi, sono molto alte. Poi da lunedì si manterranno ben al di sopra dei 30 gradi, quindi 32-33 gradi, in poche parole il caldo rimarrà. L'Alto Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Dunque queste le previsioni, noi apriamo ora una pagina dedicata alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, l'81esima, oggi il giorno di Nicole Kidman, domani il primo film italiano in concorso. Sono le grandi dive ad illuminare la scena all'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, secondo un calendario che sembra fatto apposta per far impazzire i fan. Oggi è la giornata di Nicole Kidman, arrivata al Lido, mentre ieri sera splendido tappeto rosso per Angelina Jolie e Cate Blanchett, che si sono concesse in modo generoso ai fan in visibilio lungo le transenne. Ma tra i film alla mostra anche grandi scoperte, come l'inedito ritratto di Leopardi con la regia di Sergio Rubini. Ho scoperto che non era solo il poeta perennemente triste, con la gobba, depresso e malinconico. Ho scoperto un uomo dal pensiero multiforme, un uomo anche ironico, un uomo estremamente vitale, il cui pessimismo nasce appunto da un eccesso di vitalismo. Ho scoperto un pensiero spregiudicato e mi sembrava quindi giusto a un certo punto, come dire, regalare allo spettatore la stessa sorpresa che avevo vissuto io leggendolo più approfonditamente di quanto non avessi fatto sui banchi di scuola. E quindi poi ho scoperto, diciamo, un eterno ragazzo. Merito va a un gruppo di amici davvero sorprendente. E domani è la giornata anche del primo film italiano in concorso, Campo di battaglia di Gianni Amelio. Questo lavoro che è nato ormai un anno fa, quando l'abbiamo finito? L'abbiamo finito a marzo, non lo so, è partito da un po' di tempo. È stato un regalo che mi ha fatto Sergio. Ho fatto questo provino, poi lui mi ha scelto ed è stato un viaggio stupendo. Io mi sono appassionato insieme a Sergio Rubini quando mi ha proposto di fare Pietro Giordani, che è un personaggio veramente bello, un personaggio libero, e quindi è stato bello lavorare cercando di interpretarlo in tutte le sue sfaccettature. Qual è secondo te l'attualità del messaggio di Giacomo Leopardi? Oddio, domandona. L'hai appena fatta a scuola, Lei si è appena No, non è una giustificazione questa. Posso giustificarmi? No, devo rispondere. L'attualità del messaggio di Giacomo Leopardi, ma per come posso interpretarlo io, forse proprio la sua analisi della concezione umana. Ma in realtà ciò che mi ha colpito di più di lavorare a questo progetto è stato scoprire la vitalità del poeta e del personaggio che è Leopardi, quindi forse l'attualità è proprio scoprire questa vitalità segreta. Ciao Antenna 3! Ciao Antenna 3! Ariese Pio X ora per un murale collettivo dedicato al Piccolo Principe. 6.000 pixel, per la precisione 5.994 quadrati 6 cm per 6, che potranno essere colorati da chiunque voglia contribuire alla creazione del più grande murale collettivo a mosaico, che sarà dedicato ad una figura iconica della letteratura mondiale, il Piccolo Principe.
Alla sua composizione parteciperanno già centinaia tra residenti, curiosi e artisti, ma c'è ancora spazio per chiunque lo desideri. L'appuntamento è tutte le sere fino a sabato 7 settembre, dalle 18 alle 21 in via Ferretto 10 a Vallà, in comune di Riese Pio X. L'opera vedrà anche il contributo dell'illustratore e artista Federico Pietro Bon, che integrerà il suo lavoro nel disegno collettivo. Il Piccolo Pixel è una delle iniziative del Wonder Walla Festival, giornate di musica e happening dedicate alla street art, letteralmente l'arte di strada, nel borgo trevigiano, dove le case vengono colorate da artisti di fama internazionale. Nel 2002 l'intero testo delle avventure di Pinocchio di Collodi è stato trascritto da 1000 volontari lungo un muro di 50 metri. L'anno scorso un omaggio a Gianni Rodari nel 50° della Grammatica della Fantasia, introduzioni all'arte di inventare storie. Le opere collettive vengono proposte perché la street art crea comunità, sostengono gli organizzatori del festival, perché il cambiamento attraverso l'arte può partire dalla volontà di tutti. E domenica Antenna 3 seguirà in diretta il pellegrinaggio alpino sul Monte Tomba, che si rinnoverà per la 65esima volta, un appuntamento con le penne nere ma anche con le rappresentanze di tutte le nazioni che qui hanno combattuto durante la Grande Guerra. Dalle 9:30 Antenna 3 trasmetterà tutta la manifestazione a partire dallo sfilamento verso la chiesetta dedicata alla Madonna del Tomba, quindi l'alzabandiera e la celebrazione della Santa Messa. Sempre domenica 1 settembre in diretta, sempre su Antenna 3, tutte le emozioni del palio del vecchio mercato di Montebelluna a partire dalle ore 13:30, aspettando il palio. A seguire la gara entra nel vivo con la sfida delle 11 contrade trainando i carri. Appuntamento dunque domenica dalle 13:30 per vivere la storia e la tradizione dei montebellunesi. E ora le notizie del Bellunese. La Procura di Belluno intende fare chiarezza sul decesso di un 79enne morto poco dopo un intervento al cuore all'ospedale San Martino. 2 medici sono iscritti nel registro degli indagati e l'Ulsuno Dolomiti ha aperto un'inchiesta interna sul decesso di Gianfranco Alberti, un 79enne di Cortina d'Ampezzo, morto il 19 agosto, poco dopo il rientro a casa dall'ospedale di Belluno. L'uomo era stato ricoverato al reparto di cardiologia del San Martino, dove per dei problemi al cuore era stato sottoposto ad un intervento con posizionamento di stent. Dopo giorni di degenza era stato dimesso ed era da poco rientrato a casa. L'autopsia è effettuata all'obitorio di Belluno, dove oltre al medico legale incaricato dalla procura erano presenti i consulenti della famiglia del 79enne e dei 2 medici coinvolti. Ha stabilito che la causa del decesso è un emotorace da dissecazione aortica. Ora il compito dell'autopsia sarà anche quello di chiarire se durante il ricovero si potesse capire l'esistenza di quel problema. Un aspetto questo per cui i tempi di risposta saranno sensibilmente più lunghi. Un forte temporale si è abbattuto nella tarda serata di ieri sulle Dolomiti, mettendo in difficoltà alcuni gruppi di escursionisti che, nonostante l'orario tardivo, si trovavano ancora in alta quota. Alle 19:20 la centrale del SUEM è stata allertata da 4 escursionisti italiani che stavano effettuando la discesa dal Monte Civetta a 2500 metri di quota e non erano in grado di proseguire. L'elicottero si è dovuto avvicinare alle pareti di roccia nonostante la pioggia battente per soccorrere il gruppo, che è stato issato a bordo con il verricello. Nello stesso luogo, dopo soli pochi minuti, un altro gruppo di 8 persone, tutte polacche, che peraltro avevano assistito all'operazione precedente senza però richiedere nessuna assistenza, ha richiamato i soccorritori ed è stato caricato a bordo dell'elicottero di Trentino Emergenza. Il tutto mentre a Cortina, attorno alle 20:30, si interveniva per soccorrere una coppia tedesca rimasta bloccata in un canale nella zona di Lagazzuoi. Dunque questa la cronaca dalle Dolomiti. Andiamo a Feltre ora, dove in seguito all'approvazione da parte della Giunta Fusaro si sono pianificati interventi di manutenzione stradale per €500.000. Sarà il miglioramento della rete infrastrutturale stradale l'ambito di investimento dei €500.000 spettanti al Comune di Feltre dalla quota annuale del Fondo Comuni Confinanti. A renderlo noto l'amministrazione, dopo l'approvazione della Giunta, la destinazione degli interventi che saranno cantierati in alcune aree particolarmente critiche. Dobbiamo ringraziare sempre il Fondo Comuni Confinanti, che abbiamo disponibilità annuale di questa somma €500.000, che sono comunque un aiuto importante. Anche in questo caso
facciamo interventi per la sicurezza stradale, il ripristino degli asfalti, sistemazioni. 3 le linee di cui si compone il progetto: manutenzione di diversi tratti della viabilità sia urbana che nelle frazioni per il ripristino dei danni dovuti all'usura del tempo a Feltre, Zermen, Farra, Foenne, Celarda, predisposizione di una nuova linea di illuminazione pubblica in via Belluno e via Borgoruga con l'installazione di nuove lampade, rifacimento delle vie pedonali di viale Martiri della Libertà ancora dismessi dall'evento della tempesta Vaia nel 2018. Insomma, una serie di interventi che però danno un apporto importante insieme con quelli dell'anno scorso per la sistemazione e la sicurezza stradale. Miglioramenti che gioveranno non solo al traffico veicolare ma anche nei confronti di pedoni e ciclisti. L'assessore ai lavori pubblici Andrea Bona si dice fiducioso per una rapida messa a terra delle risorse. A settembre cominciano i lavori della scheda dell'anno scorso, io direi che questi per la primavera prossima possono essere cantierabili. Sono 8 i cantieri che vedranno il termine entro il 2025 all'ospedale San Martino di Belluno. Si tratta di 2000 metri quadrati ex novo, la superficie del volume ospedaliero che entro novembre 2024 dovrebbe raggiungere la piena operatività. L'edificio contiene le nuove sale ibrida ed emodinamica e rappresenta un passo in avanti sia sotto il profilo organizzativo dell'attività sanitaria sia sotto quello qualitativo delle prestazioni erogate. 6.340.000 euro il costo comprensivo della struttura e delle apparecchiature mediche in grado di garantire un contesto tecnologico all'avanguardia per l'attività cardiologica diagnostica ed interventistica nel caso della sala emodinamica e per gli interventi di chirurgia vascolare abbinati agli strumenti di una sala angiografica, quindi radiologici, per quanto riguarda la sala ibrida. Alta tecnologia che aumenterà quella che è appunto la efficacia e l'efficienza dei nostri interventi, un passo in avanti ancora per dotare l'ospedale di Belluno della tecnologia massima che serve appunto per essere un hub provinciale. La visita organizzata dalla direzione dell'azienda sanitaria questa mattina ha permesso di verificare l'andamento dei lavori non solo sotto il profilo ospedaliero ma anche rispetto alle strutture territoriali, con il cantiere avviato per la costruzione della nuova casa di comunità che sarà ospitata in parte all'ex convento di San Gervasio tramite la completa ristrutturazione dello stabile, in parte con una nuova struttura adiacente. All'interno si troveranno il nuovo centro prelievi, l'area dell'assistenza domiciliare integrata e la guardia medica al piano terra, mentre al piano primo troveranno sede l'area materno-infantile, l'area ambulatoriale per la gestione delle cronicità e infine un'area distrettuale dedicata ad assistenti sociali e altri servizi territoriali. L'operatività da dicembre 2025. Quello della Casa della Comunità è un intervento importante, 2000 metri quadrati di superficie, 5 milioni oltre appunto di investimento per i servizi appunto territoriali con una facilità di accesso ai cittadini e con la possibilità di, come dire, dare quelle risposte che assolutamente necessitano per evitare appunto il ricovero ospedaliero inappropriato. Completano i cantieri visibili al San Martino quello per l'antisismica 45 milioni, la riqualificazione dell'impiantistica elettrica per 7, il laboratorio analisi e la seconda piazzola per l'elisoccorso. Tutti che procedono in quel interesse che abbiamo nel dotare appunto il San Martino della massima modernità possibile. Si chiude così questa edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci.